L'epidemia influenzale Covid-19, senza provocare eccessivo panico, si allarga anche a nord e a est del nostro paese. Erdogan, impegnato nell'avventura militare in Siria, minaccia di riversare in Europa la disperazione dei profughi di Idlib. In Slovenia, in molti municipi, la comunità Rom elegge propri rappresentanti nei consigli comunali. L'Ungheria di Viktor Orban e il trauma di Trianon, i trattati imposti alla nazione magiara dopo la Grande Guerra. Amir e Boško, i due fidanzati di Sarajevo, uccisi mentre cercavano di scappare dalla città assediata per dare un futuro al loro amore. L'Europa in emergenza sanitaria per il coronavirus. In nessun paese ci si pone la domanda se ci saranno malati di Covid-19. Questa è una certezza. L'obiettivo di tutti è limitare e rallentare i contagi. In tutti i paesi però si sottolinea che la pericolosità del virus è paragonabile a quello dell'influenza comune. Si teme però che il potenziale gran numero di ammalati possa saturare gli ospedali. Nei paesi confinanti a nord-est con l'Italia, tutti i casi di Covid-19 sono riconducibili al nostro paese. In Austria i primi 2 ammalati sono un giovane e una giovane della provincia di Bergamo che lavorano in Tirolo. L'albergo dove era impiegata la ragazza è stato subito bloccato dalle autorità e i lavoratori e gli ospiti subito messi in quarantena. Il terzo ammalato, che sicuramente non sarà l'ultimo, è a Vienna, un uomo di 72 anni. Sappiamo che il numero di casi aumenterà, sta succedendo quello che purtroppo era previsto, il coronavirus si è diffuso in Europa. In Croazia il primo paziente è stato un giovane di Zagabria che al Meazza di Milano ha assistito alla partita Atalanta-Valencia. Questi ha infettato anche il fratello gemello. Un terzo cittadino croato ammalato si trova in isolamento all'ospedale di Fiume. Si tratta di un operaio che lavora a Parma. Tutte le persone che hanno avuto contatti stretti con gli ammalati sono state isolate. La Croazia ha predisposto dei centri medici provvisori ai punti di frontiera con la Slovenia, dove vengono controllati soprattutto i viaggiatori provenienti dall'Italia. Chi è privo di sintomi ed entra ed esce dalla Croazia in giornata non è soggetto a obblighi. Invece le persone provenienti dalle 4 regioni italiane considerate a rischio, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, sono sottoposte a controlli sanitari. Chi ha sintomi come febbre o tosse viene immediatamente isolato. Le persone che risultano prive di sintomi influenzali sono ammesse in Croazia, ma per 2 settimane saranno visitate quotidianamente dall'epidemiologo e dovranno sempre comunicare gli spostamenti alle autorità. Controlli sono stati predisposti anche per chi sbarca a Zara o Spalato dai traghetti provenienti dall'Italia. Malgrado gli appelli alla calma, anche per una forte pressione mediatica, in Croazia c'è stata una corsa nei supermercati per fare incetta di beni di prima necessità. Controlli nei porti sono stati predisposti anche in Albania, paese in cui l'attenzione è particolarmente alta per il gran numero di cittadini emigrati in Italia e per i tanti italiani che si sono trasferiti nel paese delle Aquile. Il governo ha affermato che non ci saranno interruzioni delle linee aeree né che ci saranno chiusure delle scuole. Saranno però intensificate le misure di igiene e le pulizie degli istituti. È stata in Italia anche la prima contagiata in Grecia, una donna ricoverata all'ospedale di Salonicco. Non appena abbiamo aperto, subito dopo che la gente ha sentito la notizia dei casi confermati dall'Italia, abbiamo venduto tutte le mascherine. In questo momento non sappiamo se o quando saremo riforniti e a quale prezzo, quindi di fatto non abbiamo più mascherine. In Romania il primo contagiato è una persona che lavora in un ristorante italiano. La paziente zero della Macedonia del Nord è una donna tornata a casa dall'Italia. È stata ricoverata nella clinica per malattie infettive di Skopje, dove è risultata positiva al coronavirus. La donna, le cui condizioni sono stabili, è tornata in Macedonia a bordo di un pulmino. Tutti gli altri passeggeri sono stati identificati e sono in osservazione, così come i loro familiari. La Slovenia ha vietato le visite in quasi tutti gli ospedali, un provvedimento che però nella vicina Repubblica non è eccezionale. Praticamente ogni inverno le autorità sanitarie slovene limitano l'accesso agli ospedali per evitare i contagi dell'influenza stagionale. Quest'anno il provvedimento copre anche il coronavirus.
La guerra in Siria si riverbera nuovamente sulla parte più esposta dell'Europa, i Balcani. L'offensiva dell'esercito del presidente Assad contro Idlib, la roccaforte dei ribelli islamisti appoggiati dalla Turchia, continua inesorabile. L'avanzata e i bombardamenti dell'aviazione russa hanno provocato una nuova ondata di sfollati che premono sul confine turco. La battaglia sta mettendo a dura prova anche il matrimonio di interesse tra Putin e Erdogan, tanto che il presidente turco ha chiesto aiuto agli antichi alleati occidentali, naturalmente, come nelle corde del personaggio, minacciando l'Europa con una nuova migrazione di profughi, come successe nel 2016, quando più di 1 milione di disperati dalla Siria risalì i Balcani fino alla Germania. L'Europa e tutte le potenze occidentali si ritrovano nuovamente minacciate dalla Turchia, che può fare il bello e il cattivo tempo in Siria e in Libia. Dunque sono invitate, caldamente diciamo, a fare delle concessioni su entrambi i versanti e questo nullifica ulteriormente l'azione occidentale a livello globale. Erdogan a fine gennaio si è incontrato con la cancelliera tedesca Merkel, alla quale ha chiesto aiuto per fermare l'esercito di Damasco e soldi per i profughi da Idlib. Nel 2016 Angela Merkel e l'allora presidente della Commissione europea Juncker raggiunsero un accordo con Erdogan. Il presidente turco fermò l'esodo dei profughi siriani verso l'Europa in cambio di 6 miliardi di euro. Dopo 4 anni ci troviamo con 3 dati allarmanti. Il primo è il dato umanitario, ovvero c'è un'emergenza assoluta in Siria, in Turchia dove ci sono quasi 3 milioni di profughi e nei Balcani. Il secondo è il dato politico, ovvero che le forze che prosperavano sull'emergenza rifugiati sono comunque forti e continuano ad avere alti sondaggi. E il terzo è il dato geopolitico, ovvero che la Turchia continua ad avere gioco facile a minacciare le potenze occidentali e a fare bene o male quello che vuole. Erdogan vuole creare una zona cuscinetto lungo il confine con la Siria. L'obiettivo di Assad e dei russi è invece la riconquista di ogni centimetro di territorio siriano. Ankara accusa Mosca di non avere rispettato l'accordo di Sochi, ma i russi rispondono che la Turchia non ha disarmato, come promesso, le milizie islamiste. L'avanzata dell'esercito siriano ha creato una nuova ondata di profughi che, accusano analisti turchi, Mosca sfrutterà per destabilizzare i Balcani. La Russia destabilizza i Balcani con altre pratiche, per esempio sostenendo gruppi ultranazionalisti che cercano di invalidare ed ostacolare le politiche dei governi filo-europei. Penso personalmente che la partita si giochi soprattutto sul fronte mediorientale, quindi in Siria e in Libia, dove Turchia e Russia siedono da 2 parti diverse, però cercano di collaborare e fino a tempi recenti erano riusciti. Idlib è il luogo dove queste contraddizioni stanno venendo alla luce. A Idlib soldati turchi sono stati uccisi da bombe lanciate da aerei russi. L'artiglieria turca ha invece colpito l'esercito di Assad. Erdogan però sembra non intenzionato a rompere l'alleanza con i russi. Ankara importa gas russo, mentre la Russia compra verdura, frutta e generi alimentari dalla Turchia, un'esportazione che vale circa 4 miliardi di dollari all'anno. Avere una voce, essere rappresentati per far rispettare i propri diritti. In Slovenia è possibile anche per i Rom, che in base alla legge sulla comunità Rom del 2007 hanno il seggio garantito in 7 consigli comunali. I consiglieri sono anche membri del Consiglio della Comunità Rom della Repubblica Slovenia, che avanza proposte e progetti ed è un organo consultivo del governo e del Parlamento.
Nel Consiglio risiedono anche 14 membri dell'Unione dei Rom, che rappresenta una settantina di associazioni culturali attive in 23 comuni. Duško Smajek è consigliere comunale rom a Novo Mesto. Su 23.000 abitanti, 1.000 sono rom. Non vuole più rilasciare interviste, non sopporta le manipolazioni mediatiche e gli stereotipi negativi sui rom. Nel suo programma il contrasto alla dispersione scolastica, più controlli dei servizi sociali e la lotta contro il degrado nei villaggi come Žabljak. Duško Smajek lavora a fianco di un'altra figura istituita dal comune per coordinare le attività che riguardano i rom. Inštitut romskega svetnika se je večini izkazal kot dober. L'istituzione del consigliere rom si è dimostrata la scelta giusta. Siamo ancora agli inizi, i consiglieri sono poco formati e forse poco conosciuti e riconosciuti dalla propria comunità. In questo momento però abbiamo un consigliere molto attivo e quello che manca è un riconoscimento economico per un lavoro che richiede più tempo e risorse rispetto all'attività degli altri consiglieri comunali. Bojan Tudiak è stato consigliere comunale per 2 mandati, è stato eletto anche dai cittadini non rom. È stato anche vicepresidente dell'Unione dei Rom. Il comune gli ha conferito l'onorificenza per aver contribuito all'avvicinamento delle 2 comunità. La voce dei Rom non è mai stata ascoltata in passato. Per questo è importantissimo avere un proprio portavoce presente nelle istituzioni per evitare che le soluzioni vengano proposte o imposte da chi non conosce la situazione dall'interno. Ma per superare le divisioni è forse importante che il consigliere sappia rappresentare non solo i Rom, ma tutta la cittadinanza. A Novo Mesto abbiamo incontrato anche Nataša Brajdic-Žagar, giovane attivista e prima poliziotta rom in Slovenia. Anche lei è stata candidata perché anche lei crede che sia fondamentale che a rappresentare i rom nelle istituzioni ci sia un membro della comunità. Najbolj pomembno je najprej, da so otroci izobraženi. Prima di parlare della rappresentanza dei rom, bisognerebbe intervenire sull'educazione dei bambini e dei giovani. Forse la cosa più importante da far capire ai genitori è che senza la scuola non si raggiungerà un futuro migliore. Solo così lo sforzo dei servizi sociali porterà risultati. È responsabilità dei genitori incentivare i figli ad andare a scuola e perseguire i propri sogni. Con la sua vita, Nataša sta dando ai suoi figli l'esempio di una donna che, nonostante le discriminazioni subite a scuola da bambina, ha imparato a credere nei propri sogni e ad avere la tenacia per realizzarli. Vsi otroci imajo sanje. Tutti i bambini sognano. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno insegnato ad avere degli obiettivi nella vita e un insegnante che ha creduto in me mi diceva: Nataša, ce la farai, diventerai quello che vuoi. Io volevo diventare educatrice o poliziotta, ma ero troppo bassa per i loro parametri. Certo, sono di statura bassa, ma il mio carattere mi porta a puntare in alto. Che dire, mi hanno insegnato a credere che ce l'avrei fatta e alla fine sono diventata anche poliziotta. Il 2020 è un anno importante per la memoria storica ungherese. Il 4 giugno ricorreranno i 100 anni dalla firma del Trattato di Trianon, l'atto finale della Prima Guerra Mondiale tra le potenze vincitrici e il neonato Regno d'Ungheria. Si prevede un picco di visite per l'omonimo museo che sorge a un centinaio di chilometri da Budapest a Varpalota. Il paese paga un prezzo molto alto per la sconfitta nella Grande Guerra, perdendo oltre il 70% del territorio dell'Ungheria asburgica e poco meno di 2/3 della popolazione. 13 milioni di persone, 3 dei quali di madrelingua magiara, si ritrovarono fuori dai confini, sparsi tra Romania, Cecoslovacchia, Austria e il regno di serbi, croati e sloveni, la futura Jugoslavia. Molti lasciarono le terre perdute per intraprendere la strada della profuganza. Ma alcuni si dovettero accontentare di una carrozza ferroviaria che diventò per lunghi mesi una casa a tutti gli effetti. Un vagone è stato ricostruito nel museo che mette in mostra anche numerosi cimeli del tempo. Oggetti della quotidianità tra le 2 guerre mondiali ricordavano Trianon come fosse un lutto familiare. In un'altra stanza le riproduzioni delle 4 statue più significative dell'irredentismo ungherese posizionate nella capitale tra le 2 guerre. Ognuna rappresenta i punti cardinali
che si guardi a nord, a sud, a est oppure a ovest, ovunque c'è un po' di territorio che l'Ungheria ha perso con il Trattato di Trianon. Tanti ungheresi hanno contribuito alla realizzazione di questo museo. Parliamo di molti oggetti offerti dalla popolazione. Un uomo ha portato da Bratislava un pezzo di una statua di Maria Teresa d'Austria martellata per 2 giorni. I pezzi di maggior valore sono proprio quelli donati dagli ungheresi d'oltreconfine. La politica della commemorazione è uno degli aspetti distintivi dei governi di Viktor Orban. Compaiono nuove statue in città come quella che ricorda le vittime della Repubblica Sovietica Ungherese del 1919. I sostenitori del primo ministro sostengono in realtà che si tratti semplicemente di un ritorno al periodo precomunista. Quella di fronte al Parlamento ungherese è una copia di un monumento inaugurato nel 1934. Per gli oppositori è pericoloso revisionismo che celebra l'epoca della dittatura di Miklos Horthy, ricordato in una stanza a sé proprio nel museo di Trianon. Entro il centenario sarà pronto un memoriale del Trattato di pace, sempre dalle parti del Parlamento. Aprirà al pubblico una passerella lunga 100 metri e larga 4, con i nomi delle città scritte sui muri che appartenevano alla Grande Ungheria. Tema minato, quello dell'irredentismo magiaro, foriero di possibili incidenti diplomatici con i paesi vicini, che considerano passati i tempi delle rivendicazioni territoriali. Sono abbastanza preoccupato che da aprile fino a giugno l'atmosfera politica sarà piuttosto radicalizzata su questo tema. La narrativa proposta da Orban oggi è la stessa dell'estrema destra 20 anni fa. Nessuno poteva immaginare che un partito cristiano-democratico avrebbe parlato in questo modo della nostra storia. Boško I Admira, to je već bila filmska priča. Sono stati definiti Romeo e Giulietta dei Balcani. Del loro amore hanno parlato libri, canzoni, ma questa, a vederla bene, è una storia molto diversa dalla tragedia descritta da William Shakespeare. Nessuna famiglia a contrastare un amore anzi incoraggiato da tutti, solo un medesimo tragico finale. Per conoscerlo bisogna tornare a quel momento nel quale l'idea di Europa iniziò a vacillare di fronte al feroce assedio di Sarajevo. Un capitolo doloroso, dentro al quale sono però racchiuse storie di resistenza che raccontano bene l'anima della città, quello spirito multiculturale che era il primo dei bersagli dell'assedio. Admira Izmic e Boško Brkić ne erano la rappresentazione perfetta, lei di tradizione musulmana, lui ortodosso, uccisi sul ponte di Vrbanja mentre cercavano di uscire dalla città assediata. Alla loro storia è dedicato un libro da poco uscito in Italia. La storia di Admira e Boško è una specie di fotografia di un momento storico con tutta una serie di elementi che lo hanno causato e portato, nella quale possiamo ritrovare tutta una serie di questioni legate alla contemporaneità. Noi allora siamo tornati a Sarajevo cercando le tracce del loro amore. Poche le testimonianze dirette. Il padre di Admira è scomparso da poco, seppellito nel cimitero del Leone accanto ai 2 ragazzi e a Kurt Skork, il reporter americano che per primo raccontò la loro storia. 26 anni, tanti ne sono passati da quando Admira e Boško vennero uccisi esattamente in questo punto, a pochi metri dal ponte che collega al quartiere di Grbavica. È lo stesso luogo dove vi furono le prime 2 vittime dell'assedio e poi venne ucciso anche il pacifista italiano Moreno Locatelli. È un luogo di memoria, un luogo di dolore che però racconta bene anche quale fosse lo spirito di Sarajevo. Un amore come tanti, il loro, in una città nella quale le unioni miste erano la normalità. Lo sono anche Dubravka e Nedim, che incontriamo nella loro casa sulla collina di Sarajevo. Ai giorni dell'assedio lei ha dedicato un intenso diario tradotto in Italia. Loro avevano amore uno per l'altro così grande che rappresenta proprio la nostra gioventù. Ragazzi non pensavano proprio a religione, mai prima. A scuola abbiamo imparato che tutti siamo uguali, tutti stiamo insieme, è importante studiare, essere bravi, diventare buoni. Così si imparava da genitori.
Cosa resti di quel Sarajevo simbolo di convivenza è difficile dirlo, anche se forse non tutto è perso, e ricordare Admira e Boško è un modo per preservare quell'idea di città, un monito sempre vivo contro ogni forma di nazionalismo violento. Il cuore di Sarajevo è sempre libero, non c'è cerchio di odio.